Aria densa, pesante, ricca di tensione in casa Came Treviso, penultima, acqua alla gola e spalle al muro, in cerca disperata di ossigeno, di punti, di una scossa emotiva, 2 sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime 5. Dall'altra parte c'è la Fortitudo Pomezia, 4 punti sopra la Came, sospesa in un limbo pericoloso, agrodolce, a 3 punti dal sogno playoff e a 2 dall'incubo playout. Una gara delicatissima dove non ci sarà spazio per calcoli o alibi, dove scelte, coraggio e responsabilità saranno fondamentali, dove vincere sarà l'unica cosa che conta davvero. Amici sportivi, dal Palaciconia ad Alberto Bazzerla per seguire insieme Came Treviso, Fortitudo Pomezia, match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A. La Came Treviso, come detto, arriva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima con un pesante 5-0 sul campo del Napoli, occupa al momento il penultimo posto in classifica con 10 punti, poco più sopra, dicevamo, la Fortitudo Pomezia, nona a 14 punti e reduce dal turno di riposo. Con il numero 1 Bonci, numero 4 Mignucci, numero 6 Binzaru, numero 7 Raubo, numero 8 Gelvé. Cifiora, numero 19 il nuovo acquisto Luisinho, numero 20 Azzoni, numero 22 Donin, numero 96 Gargantini, il mister Silvio Rocha. Per il Pomezia si tratta della terza stagione in semifinale scudetto, che ha raggiunto anche nel lontano 2017-2018, dove però arrivò quarta e raggiunse in più anche la semifinale di Coppa Italia. I direttori di gara di oggi sono Andrea Saggese della sezione di Rovereto, Davide Copat della sezione di Pordenone, al crono Andrea Guadagnini della sezione di Castelfranco Veneto. Per il Pomezia assenze importanti come quelle di Michelangelo e Bueno, sono i 2 migliori marcatori di stagione, i 2 giocatori tra i 2 giocatori più importanti della squadra, soprattutto Michelangelo, nazionale portoghese, giocatore sicuramente di ottimo livello. Oggi sono squalificati e non ci saranno, non è, o almeno non pare sia arrivato il transfer per il nuovo acquisto Lusnik, argentino del Pomezia, mentre è arrivato quello di Luisinho, che è oggi convocato. Ecco le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, con la Came in tenuta azzurra, risponde invece la Fortitudo Pomezia in tenuta completamente rossa. Sarà un match delicatissimo per entrambe le squadre, ma soprattutto per la Came, che ha bisogno disperato di punti per continuare la corsa verso la salvezza. Dal mercato la società ha già dato 2 colpi, come dicevamo Luisinho, ma è arrivato anche Ercolesi, recordman di presenza in nazionale, 137, vincitore di 3 scudetti, 2 Supercoppe e 5 Coppe Italia, campione d'Europa nel 2014 nella nazionale, sicuramente un giocatore di profilo altissimo anche a livello di esperienza. Giappa Vieira invece capitano della Came, è il miglior marcatore di stagione con 9 reti, segue Donin e Andrea Ferreira con 4, Antoniazzi e Azzoni con 3, Gargantini Sutton con 2 e Ercolessi con 1, gol all'esordio per lui. Foto di rito e urlo pre-match
per le squadre prima dell'ingresso in campo. Prima del match si osserverà un minuto di raccoglimento per la strage in Crans Montana. Come vedete le squadre sono disposte per i minuti di silenzio e noi ci accodiamo. Il calcio inizio sarà ad opera del Fortitudo Pomezia con il numero 7 Raubo sul pallone. È cominciato il match, possesso per Matteus, ancora Raubo, Tiaghigno, pressione della Came subito alta con Gargantini che va a pressare, Moliterno esce molto bene qui il Pomezia, Tiaghigno poi cerca il pallone in profondità, la palla è troppo lunga per Raubo e quindi rimessa dal fondo per Pietrangelo che andrà con le mani. Andrea Ferreira, Antoniazzi per Gargantini, giro palla della Came adesso che prova a organizzare un'azione offensiva, ancora Antoniazzi, Donin, Gargantini, bello per Donin, poi perde il pallone Moliterno, la spara via. Recupera la palla ancora Antoniazzi che calcia forte, deviazione, Moliterno la tiene lì. Riparte ancora la Fortitudo, Tiaghigno. Tocco in parallela, la palla però esce, non la tiene Raubo e quindi rimessa per la Came, andrà Andrea Ferreira. Chiede di far rispettare la distanza il direttore di gara. Ferreira per Gargantini adesso che tiene la palla, la difende ancora Ferreira con destro! Andrea Ferreira fa 1-0, si sblocca il match dopo 1 minuto e 14 secondi, la Came in vantaggio col gol di Andrea Ferreira. (1-0) per la Came, quindi adesso il Pomezia deve riorganizzare tutto. Qui la pressione ancora di Ferreira su Tiaghigno è fallosa per il direttore di gara e quindi punizione, primo fallo per la Came che però ha sbloccato subito il match con uno dei veterani, Andrea Ferreira.
con la Tiaghigno, Matteus, giro palla del Pomezia, Raubo la tiene contro due, ancora la difende, la scarica, ancora Raubo, Tiaghigno non si capisce con Raubo, qui Tiaghigno la rimessa, la palla arriva tra le braccia di Pietrangelo che può ripartire scaricando il pallone ad Antoniazzi. Donin verso il centro, converge, poi la scarica André. Donin suolata per André, giro palla ancora della Kame. André con la suola cerca di scaricarla per Gargantini che lotta, la palla alla fine la riconquista Tiaghigno, ancora Tiaghigno, calcio di punta. Un fallo accumulato ai danni della Kame, fallo di Gargantini, l'arbitro ha dato vantaggio, poi il tiro di Tiaghigno è finito alto. Con Antoniazzi che prova la imbucata, viene anticipato Gargantini da Matteus, ma Andrea recupera il palla, ancora Andrea sull'esterno della rete, illusione ottica del gol qui per André Ferreira, ma la palla è finita fuori, occasionissima per la Kame. Raubo si gira, la scarica Matteus, Tiaghigno ancora a cercare la palla centrale per Raubo, viene chiuso da André Ferreira, quindi rimessa per la Fortitudo Pomezia. Palla sopra a cercare, errore di Pietrangelo e c'è il gol di Matteus, indecisione di Lorenzo Pietrangelo e gol di Matteus. La palla è arrivata troppo lenta, ha letto male l'uscita Lorenzo Pietrangelo e Matteus l'ha toccata quel tanto che bastava per fare il gol dell'1-1. Viene anche ammonito Pietrangelo per il fallo poi su Matteus. Tutto da rifare per la Kame, svarione difensivo per gli uomini di Silvio Roccia e quindi 1-1 qui al Palacicogna, con la Kame che adesso deve reagire di nuovo. Donin, Antoniazzi, ancora Donin a ricevere palla, finta di andare, poi si ferma, la imbuca per Gargantini, Donin non riesce a calciare perché c'è l'intervento di Dudu che evita che Donin calci verso la porta e guadagna rimessa laterale. Matteus, Dudu ancora pressato, Dudu, gioco di gambe col pallone, riesce a uscire ma alla fine recupera la palla André, calcia fortissimo ma alto. Altra occasione per la Kame, si resta ancora 1-1 qui, Tiaghigno prova a saltare André Ferreira, non ci riesce, rimessa laterale per la Fortitudo. Matteus la calcia forte verso Pietrangelo che la raccoglie e può far ripartire Donin. Antoniazzi, ancora Donin che ha cambiato lato, qui sbaglia l'appoggio, poi esce, primi cambi, eccolo Luisinho che entra in campo, entra anche il capitano Japa Vieira. I prossimi due cambi saranno Azzoni e Ercolesi per il cambio del quartetto. Ancora la pressione della Kame, alla fine la palla viene guadagnata con una rimessa laterale. Eccoli gli ultimi due cambi. Con Ercolesi che scarica ad Azzoni. Luisinho.
Azzoni, Ercolesi, palla sopra, cercare Giappa, anticipato, alla fine arriva Azzoni con il destro, piazzata lì la para Moliterno e poi la recupera, altra occasione per Azzoni qui, ma bravissimo Moliterno a chiudere lo specchio. Ecco, vediamo il replay, Azzoni con il destro e Moliterno con la gamba di richiamo a chiudere lo specchio della porta. Kame continua a spingere, Azzoni, Luisigno, ancora Azzoni, cerca la parallela, poi la riconquista ancora Azzoni, se ne va sulla fascia, calcia forte in mezzo, non ci arriva Giappa. Gelvé a battere la rimessa per Moliterno, lancio lungo, cercare fortuna, anticipo di Azzoni, recupero di Ercolesi, si comincia con la Kame che gestisce il pallone, Giappa, Luisigno, se ne va Luisigno, subisce fallo. Quindi è il primo fallo anche per il Pomezia. L'ha subito Luisigno. Che batte per Ercolesi, Azzoni. Luisigno, palla per Ercolesi che va a calciare con il destro. Non è il suo piede ma guadagna calcio d'angolo Ercolesi qui. E allora adesso vediamo lo schema da palla da fermo della Kame per provare a scardinare la difesa del Pomezia. Batte Ercolesi, palla sopra a cercare Luisigno di sinistro, calcia al volo, poi Ercolesi di testa sull'esterno della rete. Ancora un'occasione per la Kame, andrà a battere rimessa dal fondo Moliterno con le mani. A seguire Matilara che poi tocca in mezzo, non c'è nessuno, Pietrangelo fa ripartire i suoi con Luisigno. Tocca per Giappa, non è un granché il tocco, alla fine Matteus si trascina la palla fuori. La rimessa sarà per la Kame. Ercolesi, l'ultimo tocco di Gelvé, quindi rimessa ancora da Kame, di nuovo Ercolesi, Luisigno, Ercolesi, palla sopra, cercare Giappa, la mette giù, il capitano ancora Giappa dentro per Luisigno, Moliterno che lancia a lungo a cercare Matilara, di testa Ercolesi in anticipo, Luisigno ancora scarica per Giappa che tocca male, Matteus di nuovo Giappa, fase un po' confusionaria in questo momento, recupero del possesso da parte del Pomezia con Gelvé che scarica per Matteus, ancora Gelvé, Matteus, Moliterno, lancio lungo, Giappa di petto, anticipa, recupera e va per Ercolesi che stoppa male il pallone, la recupera di nuovo Raubo, Matteus, Matilara e di nuovo Gelvé che viene attaccato da Azzoni che recupera il pallone, poi Luisigno in alleggerimento per Pietrangelo, ottima qui il recupero palla di Azzoni che ha morso le gambe di Gelvé, ancora lo stesso Gelvé a giocare, possesso del Pomezia, palla per Raubo che la tiene, Matteus, Gelvé, Lara, Gelvé di suola per Matteus, prova l'uno contro uno Matilara, non riesce a saltare Luisigno, rimessa per la Kame.
Ercolesi per Azzoni, prova la palla subito per Giappa, ne chiuso da Tiaghigno, ancora Came, Luisigno, in buca per Giappa che viene a prendere però la scarica per Azzoni che calcia! Jack Azzoni fa 2-1, ottima la sponda di Giappa Vieira, come sa fare lui, e poi col destro Jack Azzoni fa 2-1. Come vediamo, ecco da replay, suolata di Giappa per il raccorrente Azzoni che la spedisce all'angolino. Moliterno non può nulla, è 2-1. Col gol appunto di Jack Azzoni, di nuovo la Came avanti, Pietrangelo lancia lungo a cercare Giappa, di testa Gelvé in anticipo su Giappa, lamenta una spinta del 12, il numero 8 del Pomezia. Nulla da ravvisare per il direttore di gara, rimessa per la Came in fase offensiva, ancora Ercolesi. Giappa prova lo scarico per Azzoni, non si intende con l'autore del gol. Di nuovo i cambi, il cambio quintetto. Quartetto anzi, perché Pietrangelo resta in campo della Came. Anche all'ultimo cambio André per Luisigno e si torna al quintetto iniziale. Antoniazzi per Donin, fin dal passaggio, poi la scarica Luisigno, imbucata per Gargantini, la tiene Gargantini, prova a girarsi poi ancora lì contro due. Gargantini la scarica male, riparte Matilara, deve chiudere Donin, l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale per il Pomezia. Ecco l'ultimo cambio del quartetto di Silvio Rocha, con l'ingresso di André Ferreira. Moliterno riceve la palla, Gelvé, ancora il Pomezia che prova a farsi vedere dalle parti di Pietrangelo. Gelvé per Tiaghigno, se ne va Tiaghigno, prova a mettere in mezzo, viene chiuso, c'è il fallo di Antoniazzi che viene anche ammonito. È intervenuto in scivolata Giancarlo Antoniazzi su Tiaghigno che l'aveva saltato, lo tocca sul piede d'appoggio, come vediamo dal replay. Ci sta il fallo fischiato dal direttore di gara e anche la munizione. Pericolo adesso per Lorenzo Pietrangelo. Esce Gargantini, entra Ercolesi per difendere questo piazzato. Sulla palla Tiaghigno, poco più dietro c'è Matteus e a lato c'è Dudu, vediamo. Tiaghigno per Matteus, Dudu a calciare, Pietrangelo respinge, ancora la palla resta lì. Raubo chiude alla fine la difesa della Came a evitare un'altra ribattuta verso la porta. Possesso ancora del Pomezia, Matteus, Tiaghigno dopo il tocco di Dudu, Raubo a difendere la palla, ancora Tiaghigno, Raubo, Matteus, Raubo, Tiaghigno, giro palla veloce, Matteus fa calciare, gran destro di Matteus, palla finisce di poco sopra la traversa. Occasione anche per il Pomezia adesso. Donin si è di nuovo dall'altra parte. André Ferreira, Donin, Antoniazzi, prova l'imbucata per Gargantini che gli dice di attendere, di aspettare, di non forzare la giocata. Time out per il Pomezia. Mister Ceppi a richiamare i suoi al time out.
4 falli a 1, una situazione anche quella da tenere d'occhio, da verificare, perché al sesto fallo può esserci l'occasione per il Pomezia. Akame che ha già 2 cartellini sul groppone. Una situazione comunque di vantaggio per gli uomini di Silvio Roscia, che stanno meritando, per quanto visto in campo in questa prima metà del primo tempo. Assolutamente una squadra in partita da Akame, mentre la Fortitudo Pomezia sicuramente è orfana di 2 giocatori importanti, come abbiamo detto prima, cioè Michelangelo e Lorenzo Bueno, che sono squalificati. Sicuramente assenze pesantissime per il Pomezia, e anche la mancata presenza del nuovo acquisto argentino Lusnig. L'informazione un po' rimaneggiata per mister Ceppi, che ha fatto questo time out per rimettere un po' in ordine le carte, e si riparte. André Ferreira a chiudere per Pietrangelo di destro, lancio per Gargantini imprendibile per il numero 96, rimessa per il Pomezia. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo, ancora 2-1 per l'Akame. Tiaghino, Matteus, scambiano ancora i 2. Raubo per Dudu, viene chiuso da Ferreira, rimessa quindi per il Pomezia. Tiaghino, Matteus, Dudu a campo, si gira Dudu, attenzione, Raubo, Matteus, Dudu, Matteus, Tiaghino anticipato da Donin, attenzione Donin, il tiro non pulitissimo, attraversa lo specchio, si spegne sul fondo dall'altra parte. Per occasione per l'Akame qui con l'anticipo di Donin. E il sinistro non irresistibile. Ancora Raubo per Tiaghino, che punta André, scarica Matteus di testa, ancora Tiaghino che recupera palla, Tiaghino per Matteus che calcia, e Pietrangelo a chiudere in angolo. Corner che andrà a battere Dudu, dietro per Tiaghino al volo, difficile l'esecuzione, comunque ottima la coordinazione di Tiaghino, lancio lungo a cercare Gargantini, a lottare numero 96, alla fine la palla resta tra i piedi dei giocatori del Pomezia, con Matteus che scarica Moliterno, non una bella palla, alla fine se la cava Moliterno. Dudu per Raubo, Tiaghino ancora Dudu, Matteus rischia, attenzione qui il tocco di Gargantini per Antoniazzi, per poco non veniva fuori un assist importante sulla pressione dell'Akame Treviso, che stava funzionando. Ancora recupero palla in pressione, ancora Gargantini per Donin, se lo sposta sul destro, poi litiga un po' col pallone, la palla scivola in fallo laterale. Potenziale occasione non capitalizzata dall'Akame qui. Dudu andrà a battere la rimessa laterale, Molitiano molto largo, si è spostato per evitare la pressione, ancora a lottare Raubo con Antoniazzi, alla fine l'ultimo tocco di Raubo, rimessa per l'Akame, la pressione alta funziona dei ragazzi di Silvio Roscia. Pietrangelo, lancio lungo a cercare Gargantini, uscita di Moliterno, ancora Pietrangelo che lascia lì il pallone, Antoniazzi prova la palla sopra, difficile recupero palla, ancora Antoniazzi a chiudere
Tiaghigno e spegnere la possibilità di un'azione offensiva della Fortitudo Pomezia. Dudu scarica Moliterno. Non trova Gelvé. Moliterno, altro elemento di grandissima esperienza. Moliterno, 61 presenze in nazionale, uno dei portieri più importanti del nostro campionato. Ancora la distanza da far rispettare da parte dei direttori di gara. Donin batte Garantini, Donin calcia forte, Moliterno a parare. Ancora la Came, di nuovo Donin che prova ad arrivarci, la palla non è uscita, ancora lì. E alla fine esce più avanti, rimessa per la Came, altra occasione per Donin, sul quale sto bravissimo Moliterno. Eccola il replay dell'azione con Gargatini che stoppa la palla per Donin che calcia, Moliterno a parare. Luisinho per Azzoni, chiude tutto e se ne va. Raubo, attenzione per Matteus, calcia, para Pietrangelo. Ancora Matilara e chiude Ercolessi. Ottima qui la chiusura anche di Lollo Pietrangelo, che deve riscattare l'errore sul gol degli ospiti, gol di Matteus, ma la decisione di Pietrangelo è stata evidente. Qui ancora Ercolessi che riparte, la palla di Pietrangelo per Luisinho. Luisinho calcia in sinistro, tocca Moliterno, o forse no, tocca il palo, il palletto esterno, sì, era calcio d'angolo abbastanza evidente. Si lamentano i giocatori della Came, non l'ha vista il direttore di gara Matteus. Raubo rischia, Giappa sbaglia l'appoggio per Luisinho, interviene Moliterno che lancia poi per Matteus, difende la palla contro Ercolessi, la scarica Gelvé, ancora Matteus, prova la palla sopra Ercolessi, la recupera, calcia con la punta Ercolessi, viene placato un po' da Matteus, rimane a terra Ercolessi, butta la palla fuori Moliterno. Si spiegano i due protagonisti. Si riparte con possesso di Matteus per il Gelvé. Ora il Pomezia che prova a organizzare un'azione offensiva. Gelvé rischia qualcosina, Matteus il tocco, Raubo, Matilara sopra per Gelvé, ancora Lara, palla va fuori, è rimessa per la Came sulla pressione di Luisinho su Matilara. Un altro che ha scritto che ha vinto parecchio qui in Italia, Matilara. Giappa per Azzoni, calcia, Moliterno a parare. Pietrangelo, Ercolessi, Giappa diceva qualcosina, poi alla fine Azzoni ancora. Ercolessi, Giappa, Ercolessi, Luisinho, Giappa, Azzoni anticipato da Gelvé, ma poi Giappa è ottimo in fase difensiva
a chiudere l'iniziativa di Gelvé. Matteus per Gelvé, ancora Matteus. Lara non la tiene in campo, Ponè è uscito. Rimessa per la Kame, Azzoni per Donin. Luisinho, Azzoni, Luisinho, Giappa, parallela per Luisinho, prova la giocata Luisinho, viene chiuso, la spara via Lara, rimessa per la Kame Treviso. Pietrangelo riceve da Donin, lancio verso terra per Giappa che la tiene, si gira, la scarica Luisinho, non la controlla Luisinho, Giappa a intervenire su Tiaghigno che però se ne va. Lara, Gelvé, Dudu, ancora Gelvé, Tiaghigno, fino all'ottimo possesso palla del Pomezia a livello qualitativo. Qui la chiusura di Donin che voleva la rimessa laterale, ma il direttore di gara è di un altro avviso. Tiaghigno, palla sopra a cercare Matteus, chiude Donin, Matteus poi avanti, fallo di Matteus su Donin. Azzoni, Donin, Gargantini a lottare con Matteus, due fisici possenti a lottare. Qui si mette in mezzo anche Tiaghigno, guadagna rimessa laterale Gargantini che si spende sempre tanto a livello fisico nella difesa della palla. Ancora Gargantini, ancora a lottare Gargantini, la tiene lì, la gioca per Donin, la palla resta lì ancora, la spara via da Matilara. Fallo laterale per la Kame che continua a spingere, continua ad avere il pallino del gioco. Antoniazzi, imbucata per Gargantini che si accende, la sola per Antoniazzi ancora, chiude Matteus. Luisinho, calcia forte Antoniazzi, c'è la deviazione, il calcio d'angolo per la Kame Treviso. Donin fuori per Luisinho, Suola va a calciare, doppia deviazione, ancora corner. Rimane a terra Matteus che poi si rialza. Intervento per asciugare il parquet. Si può riprendere con Donin che batte il calcio d'angolo, cerca la palla sopra, chiude Dudu in fallo laterale, batte Antoniazzi, batte male, la palla in movimento dentro in campo, errore di superficialità qui di Antoniazzi, rimessa quindi, cambio rimessa quindi per il Pomezia. Tiaghigno a battere Raubo, Dudu, ancora Matteus, Tiaghigno, gran giocata, se ne va Tiaghigno, sterza Tiaghigno, prova l'imbucata di sinistro, applausi ma anche per Tiaghigno qui che ha fatto una giocata davvero importante a livello tecnico per uscire da una situazione molto complicata, qualità tecnica da vendere per il numero 10 del Pomezia.
Moliterno, Matteus, Raubo chiuso, Gargantini recupera Donin, Gargantini lascia libero Donin, ancora Antoniazzi, Luisigno, Antoniazzi per Donin, Donin se ne va sul destro, Donin calcia con il destro, chiuso da Matteus in fallo laterale. Calcio in destra Antoniazzi, concentrazione di Mancini altissima nel quartetto della Kame con 3 su 4. Ancora Luisigno, finta il passaggio, poi la scarica Antoniazzi, mette giù Gargantini. Dietro per Antoniazzi. Luisigno. Per Donin, riesce a evitare la rimessa, la calcia addosso a Tiaghigno che la colpisce con il volto. Ovviamente involontario qui il tocco di Donin. Antoniazzi scivola, Raubo, Dudu, riparte Pomezia, Tiaghigno, Matteus, ancora Tiaghigno, Dudu, Moliterno, Dudu lascia scorrere il pallone nel fallo di fondo per il calcio d'angolo della Kame, non se l'è sentita di toccare diversamente qui Dudu per rischiare una giocata che magari poteva mettere in difficoltà i compagni. La Kame continua la pressione, funziona perché il Pomezia non trova troppa profondità. Sbaglia qui il calcio d'angolo la Kame, riparte Pomezia. Raubo fa andare Matteus, chiude Donin e Pietrangelo si tuffa e con le mani riesce ad evitare il calcio d'angolo. Lancio lungo di Pietrangelo per André, sulla corsa André con il sinistro, va dentro, non la tocca Antoniazzi o la tocca appena appena, comunque non riesce a siglare il gol del 3-1 a 46 secondi dalla fine. La partita che ha avuto un po' di calo su questo squillo della Kame. Matteus, palla profonda, Lara si impegna ma non la tiene, palla difficile, complicata questa di Matteus. 34 secondi. Donin, palla sopra di Antoniazzi, Donin, ancora Donin, gol in destro, chiusura provvidenziale di Matteus che praticamente smorza il pallone per Moliterno. Ancora Tiaghigno, Matteus, 16 secondi, Lara, Matteus, calcia Matteus e Pietrangelo si tuffa e para in calcio d'angolo a 5 secondi dalla fine. Calcia Vor Matteus ancora, Pietrangelo i due tempi, la tiene lì. E finisce così il primo tempo, la Kame è in vantaggio per 2-1 con i gol di André Ferreira e Azzoni. Nel mezzo il pareggio di Matteus su un'indecisione di Pietrangelo. La Kame però è meritatamente avanti per quanto si è visto in questa prima frazione. Vediamo cosa ci riserverà nel secondo tempo questa partita. Nel frattempo un attimo di pausa e ci ritroviamo tra poco qui dal Palacicogna.
questo secondo tempo al Palacicogna tra Came Treviso e Fortitudo Pomezia. Il primo si è concluso con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. Si comincia proprio ora con il possesso della Came. Donin cercato subito da Andrea Ferreira, palla troppo lunga. Può ricominciare Moliterno con la rimessa dal fondo. Lancio lungo a cercare Lara, chiude Antoniazzi. Cambio subito per Japa, che aveva provato probabilmente uno schema da calcio d'inizio. Cambio naturale con Gargantini, ancora pressione alta. Donin per Antoniazzi. Antoniazzi. Recupero del palla di Raubo, la palla poi rimbalza fuori prima di tornare in campo, rimessa per la Came. Ferreira per Antoniazzi, Donin. Antoniazzi. Gargantini. Antoniazzi, palla profonda a cercare Andrea. Con la Ferreira per Donina. Gargantini. Donin, finta, se ne va Donin, attenzione. Palla dentro, chiude Matteus, ancora Donin con il destro. No, il gol del 3-1. C'è il fallo subito sempre da Donin da parte di Raubo. E calcio di punizione per la Came. Primo fallo per il Pomezia in questo secondo tempo. Andrea Ferreira sul pallone. Moliterno a disporre la barriera. Se ne va Andrea. Lascia Antoniazzi che calcia forte, la palla resta lì. Raubo fa andare Tiaghigno, ma Antoniazzi è bravo a chiudere e a servire Pietrangelo che lancia a lungo a cercare Gargantina, palla lunga. Moliterno con le mani. Lancio lungo, chiude Donin di testa, Moliterno di nuovo. Matilara. Matteus. Tiaghigno. Raubo, palla sopra per Tiaghigno che la domestica, vede giù con la sua solita qualità, tra gli applausi del mister David Ceppi che sicuramente ne apprezza le qualità come le apprezziamo tutti noi. Ancora al Pomezia. Matteus, ancora Tiaghigno, prova ad andarsene, se ne va Tiaghigno, attenzione Tiaghigno. Serve Matteus, chiude Pietrangelo, ancora Matteus con il tacco. La palla va fuori e quindi rimessa al fondo per la Came. Donin. Gargantini. Antoniazzi. Gargantini a difendere palla, si gira Gargantini, c'è la deviazione, calcio d'angolo, anzi no, anche questa volta chiedono a gran voce. Pomezia, Raubo, Tiaghigno, Matteus, poca profondità come sempre, eccola che prova a prendere la Matilara ma se ne va Matteus in azione solitaria, prova l'imbucata per Lara, chiude Donin girandola di cambi primi della Came. Che continua a cambiare il quartetto. Moliterno. Raubo sbaglia l'appoggio.
Antoniazzi per Ercolesi che sbaglia clamorosamente davanti a Moliterno. È stato furbo scaltro Antoniazzi a servire Ercolesi, che davanti a Moliterno ha aperto troppo il tiro, il tocco, sbagliando clamorosamente. Ancora Pomezia, pressione alta ancora da Kame, Tiaghino rischia con il destro, la palla resta lì, Ercolesi calcia forte, ottiene una deviazione, calcio d'angolo per la Kame. Va a battere Giacazzoni. Palla di testa di Ercolesi, alto. Matteus, Tiaghino. Matteus, palla sopra, giocata Tiaghino. Pietrangelo, ottimo in uscita, la palla era buonissima quella di Matteus, considerando anche la velocità di Tiaghino. Giappa, palla sopra. Calcio d'angolo, respinta di testa da Ercolesi, la palla messa in mezzo da Dudu, che va a battere ancora la rimessa. Matteus. Moliterno si affaccia su metà campo, riceve palla adesso, attenzione alla pressione, scarico per Raubo. Gelvé, Raubo, ancora Gelvé. Matteus, Dudu, chiude Ercolesi, ancora Dudu per Matteus, Gelvé, Moliterno, si alza per la metà campo, Moliterno va a calciare lui, forte, la palla resta lì, attenzione, Pietrangelo! Para e poi calcia verso la porta. Prova il gol Pietrangelo dopo il tiro appunto di Moliterno. Occasione anche per il Pomezia. Dudu adesso, Matteus. Gelvé, ancora adesso Matteus, di nuovo Gelvé. Dudu. Matteus. Palla dentro a cercare Raubo, troppo profonda, si spegne sul fondo, andrà Pietrangelo con le mani a rimettere in gioco il pallone. Perazzoni, Ercolesi, Luisinho, Giappa, Luisinho calcia, alto. Gioco con il pivot, soprattutto con Giappa, funziona molto bene. Akame lo sta sfruttando, ha trovato anche il gol con Giacazzoni. Qui Luisinho viene toccato, c'è il fallo, parte di Raubo che viene anche ammonito. Raubo, il secondo fallo Pomezia, ancora a 0 la Kame questo secondo tempo. Luisinho per Giappa, la difende ancora Giappa, palla sopra per Luisinho, la mette giù, la difende Luisinho, Giappa, dentro lui Perazzoni, ancora Luisinho, Ercolesi, Giappa, perde. Raubo poi se la trascina fuori,
rimessa, esce Giappa che non è al meglio, sto recuperato, fallo qui evidente di Gelvé che lamenta la prima trattenuta di Gargantini, giallo anche per Gelvé. Il Gargantini se n'era liberato molto bene con mestiere e Gelvé lo ha trattenuto per un braccio. Sutton in campo in questo secondo tempo, anche qui un recupero importante per la Kame. Sutton dall'infortunio rientra oggi, sicuramente non al 100%, come non lo è anche Giappa che come vedete ha sempre i minuti contati, ma non si può prescindere, dalla qualità di questi due giocatori. Per Silvio Rocha che li utilizza come può, la posizione è molto interessante per la Kame, in 3 sul pallone, un conciliabolo in questo momento per lo schema tra Gargantini, Sutton e Luisinho. Alla fine Sutton tocca per Luisinho, calcia Luisinho, barriera che esce e con Matteus si oppone, esce Sutton, era per la punizione, non ha minutaggio nelle gambe Sutton ancora. Con Ercolisi, Mazzoni palla dentro, molto bella. Gargantini non va sul secondo palo, la palla attraversa tutta l'area, finisce in fallo laterale dall'altra parte. Tiaghigno adesso ad alzare quel pallone, Dudu, ancora Tiaghigno, Lara, Tiaghigno, Dudu, giro palla del Pomezia, sempre a 4, sempre molto stretto, fatica a trovare la profondità che allungherebbe la squadra, cercherebbe di eludere la pressione in maniera più efficace. Si continua con il possesso che è sicuramente di ottima qualità. Dudu ancora, qualche rischio, Tiaghigno e la chiusura ai danni di Gelvé da parte di Luisinho, anzi sì, Luisinho, e quindi rimessa per il Pomezia. Ancora Dudu, Gelvé, Tiaghigno, Dudu, Matilara, Tiaghigno, palla precisa per Dudu che non ci crede, rimessa per la Kame che continua a mantenersi sopra la metà campo. Luisinho per Gargantini che prova a girarsi, poi la tiene, rimessa per la Kame, ancora Luisinho, Antoniazzi, Luisinho prova il tunnel, non riesce, riparte Gelvé, attenzione che a campo Gelvé adesso calcia sull'esterno della rete. Qui attenzione all'incompressione tra Antoniazzi e Luisinho, chiude poi Matteus su Gargantini, ancora rimessa per la Kame, qualche sbavatura da una parte e dall'altra questa fase del match. Ancora Luisinho a cercare Gargantini che deve impegnarsi a tenerla, a proposito di sbavature, e qui rimessa per il Pomezia con Tiaghigno, Gelvé, Matteus, Molitierno, palla sopra, cercare
Matilara non può tenerla giù, il numero 27, rimessa per la Kame. Parziale sempre 2-1 per i padroni di casa, è un 2-1 che dura dalla prima frazione. Donin colpisce Antoniazzi, poi Pietrangelo para. Antoniazzi se ne va con la corsa dentro per Donin. Donin prova a calciare, viene chiuso da Matteus, riparte Tiaghigno. Matteus, Raubo, calcia lui, viene chiuso. Antoniazzi. Si ferma Antoniazzi perché subito un colpo Tiaghigno, oppure ha un infortunio. Si sono fermati tutti dentro i sanitari. Tiaghigno che esce. Rientra Gelvé al posto suo. Si riparte con la palla in possesso della Kame Treviso. Donin. Si accentra e calcia, chiuso da Gelvé. Ancora Donin, Antoniazzi. Ancora André Ferreira, scarica dietro Antoniazzi. Donin. Gargantini chiuso da Matteus con la forza, la palla arriva da Raubo, attenzione a Raubo che si ferma anche lui sportivamente tra gli applausi del Palacicogna. Questo è veramente un bel gesto da parte di Raubo, perché c'era un contropiede interessante qui per il Pomezia. Anche il mister David Seppia dice giusto così, e sono cose che fa piacere vedere in questi teatri importanti di Serie A. Il fair play è sempre importante. Si riparte Gelvé, tocco di Dorina, rimessa per il Pomezia. Time out. Da parte di David Ceppi, mister del Pomezia. Se è andata a metà della seconda frazione, ancora la Kame in vantaggio 2-1, ma si mantiene il risultato del primo tempo. Un secondo tempo meno emozionante probabilmente del primo. Le squadre sono un po' più stanche. Pomezia ha una rotazione anche più corta, sicuramente si fa sentire la stanchezza. Anche la Kame ha qualche acciacco con, diciamo appunto, Japa non al meglio. Sutton è entrato solo per battere la punizione prima e alla fine girano in 8, mentre il Pomezia gira appunto in 6, quindi sicuramente più difficoltà a parte Pomezia. A vedere le condizioni di Tiaghigno, quinto uomo adesso del Pomezia con Matilara in campo. Non c'è Tiaghigno, che sta facendo stretching, sta provando a vedere se può tornare ad essere parte del match. Quindi power play per la Fortitudo Pomezia a 9:35 dalla fine.
Matteus. Dudu. Ancora Matteus, vede sulle parole difficile. Dudu. Lara. La palla non è uscita. Ancora Dudu. Matteus. Ha colpito, ha preso un colpo Mati Lara che rimane a terra. Si ferma di nuovo il match. Ha ricevuto un colpo da dietro. Potrebbe essere anche il famoso Lopez. Non sembra gravissimo il colpo subito da Mati Lara al momento. Si può riprendere. Giappa sportivamente lascia palla giocabile al Pomezia. Ancora Matteus. Gelvé. Matteus. Lara. Dudu. Matteus, si alza la pressione della Kame. Dudu. Ancora Matteus. Gelvé, palla sopra. Azzoni. La recupera. Giappa. Ancora Azzoni. Calcia lui. La prende sulla linea Matteus e si riparte col quinto uomo del Pomezia che si è difeso alla meglio poco fa nel recupero palla della Kame, che impressione, comunque ha fatto un ottimo lavoro. Di nuovo Matteus. Dudu. Matteus con l'esterno per Gelvé. Continua il possesso prolungato del Pomezia. Dudu. Raubo, ancora Dudu. Di nuovo Raubo. Matteus. Pressione di Donin che funziona, rimessa comunque per la Fortitudo che continua con il quinto di movimento. Dudu. Salta la pressione di Donin, ancora Dudu. Lara, attenzione, chiude Giappa in scivolata. Calcio d'angolo per la Fortitudo Pomezia. Matteus, vede giù, ancora. Gelvé, Matteus, di tacco per Dudu. Finta. La palla per Lara, si ferma. Matteus, Gelvé, Raubo chiuso, Pietrangelo con le mani lancia e fa partire Giappa, che però si ferma intelligentemente, fa giocare, rimane in campo Lara, fanno i cambi i ragazzi di Silvio Roscia. Ancora Ercolessi che prova ad andare con 1-2, viene fermato dalla trattenuta di Raubo. Quindi può fare il cambio anche il Pomezia, torna in porta Moliterno e possesso Kame. Ercolessi.
Palla profonda da parte di Antoniazzi, chiude Matteus insieme a Dudu. Gelvé prova ad andare via, si mette in mezzo Antoniazzi, cade a terra, la palla è uscita, rimessa laterale per la Kame. Luisinho, ancora Ercolessi, finta il lancio, Antoniazzi, viene a prendersi il pallone, prova l'imbucata un po' forzata, sbaglia però Matteus, mani nei capelli per lui, e rimessa quindi per la Kame. Ercolessi, non si intende con André Ferreira qui. Di nuovo quindi uomo, di nuovo cambio dentro Japa. Cinque minuti adesso alla fine del match. C'è ancora il vantaggio della Kame, quinto uomo del Pomezia, qui Matteus. Calcia dentro la palla, lì sta lì, Lara calcia, chiusura provvidenziale Luisinho. Japa recupera palla, il tiro di André Ferreira. Finisce a lato. Ottima difesa della porta da parte della formazione di casa. Moliterno con le mani, lancio lungo, tocca Dudu, rimessa per la Kame. Batte Luisinho, Pietrangelo senza rischiare, palla sopra, cercare Antoniazzi che la recupera. Luisinho, Antoniazzi, palla da giocare Japa, calcia Ercolessi, alto per lui il tiro, buona occasione qui per la Kame, continua e funziona ancora la pressione alta degli uomini di Silvio Rocha. Ercolessi la alza, rischia qualcosina, alla fine di testa Antoniazzi, ancora cambi. Quinto uomo ancora della Pomezia con Dudu. Matteus. È rientrato Tiaghigno. Chiude Giacazzoni. Il passaggio di Lara. Ancora il Pomezia, ancora Lara. Dudu. Matteus, se ne va Matteus, palla dentro, è uscita il pallone dalla riga di fondo e quindi Pietrangelo di corsa a recuperare il pallone, a lanciare lungo, attenzione verso Azzoni, lancia impreciso, è già funzionato questa tipologia di situazione per la Kame in questo campionato. Antoniazzi recupera palla ancora, Luisinho, Pietrangelo,
sbaglia l'appoggio per Azzoni. Rocha lo chiama a gran voce, entra Donin, esce Azzoni. 3 minuti e 5 secondi alla fine del match. Ancora la Kame avanti 2-1. Ancora quinto uomo. Lara si accendeva, recupera palla Antoniazzi, poi Luisinho, ancora Luisinho e Matteus gli blocca la gioia del gol. Un errore più che un salvataggio, ma Matteus ha fatto il suo. Luisinho ha avuto un'opportunità enorme per il gol del 3-1, la partita rimane apertissima. Ancora Pietrangelo, attenzione! Lorenzo Pietrangelo fa il gol del 3-1, un pallonetto probabilmente involontario, ma sbatte sulla traversa e tocca dentro per il gol del 3-1. È Lorenzo Pietrangelo che riscatta dunque l'errore del primo tempo, trovando il gol, il primo in stagione. Molto emozionato Lorenzo Pietrangelo, gol del 3-1 a 2 minuti e 33 secondi dalla fine. La Kame fa un balzo in avanti nel risultato, fa un passo in più, quello che era mancato finora per la Kame. Ancora Tiaguinho, grandissimo la chiusura di André Ferreira, calcio d'angolo, Tiaguinho, palla sopra, cerca Dudu, ancora quinto uomo, 2-15, si complica la situazione per il Pomezia. Ma nel futsal, lo sappiamo, nulla è deciso fino alla fine. Ancora Pomezia, ancora quinto uomo, Mati Lara, Matteus, Tiaguinho, Matteus calcia forte, Giappa in scivolata alla sua maniera, si oppone. Dudu, Raubo, ancora Dudu, Matteus, Raubo, Tiaguinho, Lara, c'è il tocco di testa e la palla che finisce fuori sul tocco di Matteus. Il tiro di Antoniazzi, a porta sguarnita. Matteus ancora provvidenziale in fase di respinta o di deviazione in questo caso. Luisinho, palla dentro per Antoniazzi che con il destro calcia alto. Ancora quinto uomo per il Pomezia, esce Moliterno, entra Lara. 1:26. Dudu, Matteus, Tiaguinho, gran palla per Raubo che a campo, attenzione, Raubo si ferma ma Ercolessi rinviene e lo chiude. Era un'ottima opportunità qui per Raubo sulla palla geniale di Tiaguinho. Matteo scaccia forte, la palla resta lì ancora, respinta da Antoniazzi. Matteus ancora, 1:07, 1:4 alla fine del match. Calcia qui Raubo. Tocca Pietrangelo, calcio d'angolo per il Pomezia. Ultimo minuto di gioco. Matteo scaccia forte, Pietrangelo si distende, para in tuffo.
Ancora Dudu. Luisinho prova a trovare il gol a porta vuota, la palla però non è precisa e finisce sul fondo. Si resta sul 3-1 per la Kame. 34 secondi. Ancora Matteus, Tiaghigno, palla dentro Pietrangelo, para, alla fine un altro tiro verso la porta, sguarnita, e ancora una volta, stavolta André Ferreira non si trova allo specchio della porta, si rimane sempre sul risultato di 3-1. Matteus, ultimi istanti di gioco, ultimi secondi, ancora Pietrangelo, Matteus sbaglia, prova a giocare ancora a Kame, palla finisce in fallo laterale. 7 secondi separano la Kame dal ritorno alla vittoria. Ancora la conclusione respinta da Giappa, il tiro di Matteus. Tiaghigno, si ferma il Pomezia, si salutano già i giocatori, il match può ritenersi concluso. Qui la Kame torna alla vittoria, guadagna 3 punti, sale a quota 13 in classifica, vincendo 3-1 lo scontro diretto contro il Pomezia, che rimane a 14 punti, a più 1 sulla Kame adesso in questo momento. Per la Kame, gol di André Ferreira, di Azzoni e nel finale da parte di Lorenzo Pietrangelo, il portiere goleador oggi. Nel primo tempo aveva segnato il gol del momentano pareggio Matteus proprio su un errore di Pietrangelo, che quindi ha riscattato quanto accaduto, e la Kame quindi può tornare a casa con il sorriso. Un buon inizio d'anno per i ragazzi di Silvio Rocha, che adesso osserveranno il turno di riposo. Si tornerà in campo poi il 10 di febbraio qui al Palacicogna contro l'L84 capolista, perché nel mezzo c'è Euro 2026 dal 21 gennaio al 7 febbraio. Il Pomezia c'è ancora l'ultimo turno proprio contro la capolista la settimana prossima in casa contro l'L84. E con questa vittoria della Kame noi vi salutiamo qui dal Palacicogna. Un caro saluto da Alberto Bazzerra, buon anno ancora e alla prossima. Stai.